Viva il venerabile Andrea! Viva il venerabile Andrea! Viva il venerabile Andrea! Benvenuto il venerabile Andrea nella sua terra! Benvenuto il venerabile Andrea nel suo paese! Venerabile Andrea, benedici Burgio! Venerabile Andrea, benedici le nostre famiglie! Viva il venerabile Andrea! Viva il venerabile Andrea! Benvenuto il venerabile Andrea! Lasciate i bambini vicino al venerabile Andrea, quindi chi va arrivando si passa avanti. Ci sono i bambini che sono preparati per accogliere il venerabile Andrea. Viva il venerabile Andrea! Venerabile Andrea, benedici Burgio! Venerabile Andrea, benedici la nostra città! Avanti, avanti, avanti! Amatissimo venerabile Fra Andrea,
Con grande affetto, con immensa gioia e profonda commozione, interpretando il pensiero di tutti i compaesani, compresi quelli sparsi in varie parti del mondo, e della moltitudine di fedeli a te devoti, ti do il benvenuto a Burgio, tuo paese natio. Ti ringrazio e ti esprimo la mia più profonda gratitudine per l'infinito privilegio che oggi ci stai concedendo nell'accoglierci in questa giornata memorabile per la nostra cittadina, che assiste al ritorno nella propria terra di origine del più illustre dei suoi figli. Quando nel lontano 1873, a 100 anni dalla tua morte, fosti proclamato venerabile servo di Dio, il tripudio, come scrisse padre Antonio da Castellammare, non fu proporzionato all'evento. La promulgazione dell'eroicità delle tue virtù fu come una meteora, brillò e scomparve. La situazione storica di quegli anni, infatti, registrando la soppressione degli ordini religiosi, relegò nell'oblio la formazione dei processi e tu, per questo motivo, un po' sei stato dimenticato. Ma adesso che sei ritornato a casa, i tuoi devoti, che sono tanti, con la forza della preghiera, ridesteranno l'attenzione su di te per fare risaltare l'eroicità delle tue grandi virtù e permetterti di assurgere agli onori dell'altare. Siamo tutti convinti che quello di oggi è certamente un avvenimento di una così grande portata che occuperà la pagina più importante del libro della storia di Burgio. E a scrivere questa pagina un contributo fondamentale è stato dato dai tuoi confratelli cappuccini, i quali, concedendoci, seppure con un po' di tristezza, le tue spoglie mortali, hanno coronato il sogno di un'intera comunità. E per questo gliene saremo sempre grati. Con te da questo momento e per sempre Burgio non potrà essere più lo stesso paese, perché da adesso sarà attraversato da un nuovo e forte anelito di spiritualità, divenendo così, oltre che un paese di arte e di natura, anche un paese di fede e devozione. Facciamo tutti tesoro di questa ricchezza e utilizziamo questo edificante momento di spiritualità per crescere nel nome del Signore, ma nello stesso tempo consideriamolo anche un forte richiamo a vivere i valori di umanità, di umiltà, di semplicità che tu, nostro umile fraticello, hai incarnato nella vita terrena. E la testimonianza autentica di questi valori, proprio perché ancorata al messaggio universale del Vangelo, si mantiene sempre fresca e attuale, capace di suscitare nei tuoi confronti nuova ammirazione e devozione. Aiutaci, venerabile Andrea, ad approfittare di questo giorno di grazia per farci effettuare una profonda riflessione affinché tutti insieme possiamo intraprendere il cammino verso la pace e la costruzione della civiltà dell'amore. È una gioia infinita quella che oggi proviamo, tuttavia sono convinto che abbiamo bisogno di altro tempo per conoscerti fino in fondo. Concedi dunque ai nostri giovani l'opportunità di avvicinarsi a te, di scoprire piano piano e comprendere la grande portata del tuo messaggio di umanità, di amore, per il Signore che hai pregato e amato, mortificando anche il tuo corpo. Solo così e nel tempo comprenderemo in senso profondo, il senso vero, il senso autentico della tua presenza in mezzo a noi e ci renderemo conto di quanto siamo stati benedetti dal Signore per il grande dono che ci ha fatto. Venerabile Fra Andrea, bentornato a casa. Diamo inizio al corteo.
Allora, iniziamo il corteo di ritorno, o meglio di andata verso la Chiesa Madre. Allora ascoltiamoci. Allora inizia chi porta la croce. Chi porta la croce? Inizia andando verso quella è la via Vittorio Veneto, vero? Allora inizia chi porta la croce, dietro chi porta la croce, chi porta gli stendardi, quello del Venerabile Andrea, ho visto, quello di San Vito. A destra e a sinistra potete già cominciare a camminare piano piano, vanno i ragazzi del servizio d'ordine, alcuni a destra e altri a sinistra. Dietro i ragazzi del servizio d'ordine, che sono quelli con la casacca azzurra, ci sono i ragazzi della scuola elementare e i ragazzi, prima i bambini della scuola dell'infanzia, poi la scuola elementare, poi la scuola media. Allora potete cominciare a sfilare. C'è la vostra responsabile Francesca, c'è Santina, c'è Linda con voi. Vito di Leonardi comincia a fare sfilare piano piano, l'arrivo è la Chiesa Madre. Allora cominciano i ragazzi con il servizio d'ordine, apre la processione la croce. Cominciate a camminare piano piano, Francesco, piano piano. Allora, servizio d'ordine a destra e a sinistra, scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media, cominciamo a sfilare. A sfilare e dietro i ragazzi gli adulti, famiglie e adulti, cominciate a sfilare piano piano. Nel frattempo ascoltiamo questa poesia. Venerabile questo nostro paese c'è la vedi tutti appresso a noi. È arrivato un venerabile in Iria. Lodate, cantate, pregate, tanti voti ringraziate, chi spera una chiedo di un nostro paesetto. Aiutate malatette, poveregge senza niente, aiutate pure a noi, venerabili Maria, tanto e tanto tempo fa, rilasciata s'avviava, poi pregava, tanto pregava, di la grazia che s'aspettava, dal giorno si ispirata, chi gli aiuto vi lasciata. Antichi figli miei, fide e tanta fide, caro Signore vi provvide. Allargamoci sti grazia, per la nostra grande grazia, e per la giusta retta via, sogno e malattia, viva viva lo venerabile in Iria. Allora, già è partita la processione, ci sono i bambini, scuola elementare, scuola media, ho detto dopo i bambini della scuola media, i ragazzi della scuola media, gli adulti. Con gli adulti, ecco, il gruppo liturgico che deve animare può cominciare a dire rosario, cominciate a sfilare. Francesco, potete andare avanti piano piano, speditamente senza interruzione. Coraggio con i ragazzi, una fila a destra e una a sinistra, bravi ragazzi. Dopo i ragazzi, dicevo gli adulti, e piano piano stanno sfilando. Una fila a destra e una a sinistra possibilmente, servizio d'ordine. Procedete con calma, dietro i ragazzi
Allora ragazzi, penso che potete andare avanti, insegnanti, catechiste, Linda, Santina, fateli andare avanti, piano piano. I ragazzi più piccoli sono con il berrettino giallo, poi c'è il berrettino arancione, dietro a loro le famiglie, c'è un berrettino azzurro. Ah, già erano andati avanti. Bene. Andiamo avanti. Il microfono per l'animazione, potete cominciare a pregare e a cantare. Allora dopo i ragazzi, le famiglie, il gruppo liturgico, possibilmente una fila a destra e una a sinistra. Ci vorrebbero i ragazzi del servizio d'ordine, tranne i 12 che devono mettersi vicino al venerabile, i ragazzi del servizio d'ordine lì ad aiutare le persone a fare una fila a destra e una a sinistra. Comunque l'importante è che andiamo avanti. Servizio liturgico, gruppo di animatori, cantate e pregate. Sfilano le famiglie, gli adulti. Ora facciamo in questo modo. Accanto all'urna, davanti all'urna, i 12 ragazzi del servizio d'ordine. E dietro i ragazzi, dietro l'urna, a corona, l'associazione Il Crocifisso dei Rifesi, comitato della festa dei Rifesi, dietro l'urna, a corona. Andiamo avanti, adulti, famiglie, gruppi. Il venerabile Andrea per ultimo, così poi lo accogliamo in chiesa madre, presiede la celebrazione, la processione, l'arciprete e il signor sindaco e il signor vice sindaco. Portano il venerabile Andrea, il padre provinciale, Fra Enzo e il padre postulatore generale, così sapete chi è. Io sono il vice, lui è il postulatore, il padre Florio, e si daranno il turno perché è pesante l'urna con i sacerdoti. Dietro l'urna, protezione dell'urna, quindi secondo me il comitato potreste mettervi tutti da questa parte pronti in modo tale che cominciamo a sfilare. Allora i ragazzi, i 12
sei a destra, sei a sinistra, davanti all'urna. Il comitato di difesi tutto da questa parte, dietro l'urna. Accanto all'urna le forze dell'ordine. Vedete se si può sentire meglio il rosario alla Madonna e il rosario del Venerabile. Sfidiamo, possibilmente, se ci riusciamo, tutti davanti al Venerabile, tutti davanti, dietro non dovrebbe esserci nessuno. Bene, i ragazzi del servizio d'ordine, se a destra e se a sinistra, va bene così. Ragazzi, ai bordi della strada comunque voi, giusto appena raggiungete la strada. È un po' distanti perché ci sono i fratelli carabinieri. Ascoltate, per baciare, per venerare, per esprimere il vostro affetto e la vostra devozione al Venerabile avrete 5 giorni, quindi non vi avvicinate adesso, così andiamo verso la Chiesa Madre. Ancora c'è la celebrazione eucaristica e tutta la notte di preghiera che ci aspetta. Vedo che le file qua cominciano a non funzionare, che significa che voi non farete fila? Coraggio! Ecco, per ultimo, adesso i giovani, formate le file, i 12 del servizio d'ordine, i giovani adesso, a destra e a sinistra. Dai Paolo davanti.
deve esaminare con la croce, ragazzi. Ciao. Piano, piano. Anche lì si fermano. Guarda il molto. misericordia di noi e del mondo intero. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro in corpo e in sangue, l'anima e la divinità
del tuo dilettissimo Figlio, del nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, 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 per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, del nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Dio Santo, Dio Forte, Dio Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Dio Santo, Dio Forte, Dio Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Dio Santo, Dio Forte, Dio Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue ed acqua, che stabilissi dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua, che stabilissi dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua, che stabilissi dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Prega per noi. Donatrice degli acquisti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, prega per noi Santa Madre di Dio, preghiamo, o Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezione, a noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Secondo l'intenzione del Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
fa che in attesa delle